Manojlovic si accentra, è pericolosa da quella posizione, scarica per Gomez. Gomez! Due pari. Piti. Prela adesso. Borrini. Tanic. Salvaro. Ancora Tanic. 1 contro 1 su Colloredo. Trova Okorie. Okorie trova la rete del 6-4. Accorcia le distanze il Padova. 9 metri già battuto. Gomez. Stefanelli. Ancora Stefanelli. Si accentra. Trova Colloredo. Colloredo non si smentisce mai. Eleonora Colloredo. Tanic che è rientrata dai 2 minuti. Prela su Gomez. Borrini trova Meneghini che aggancia la palla. Ancora Meneghini. Borrini. Che gol questo. 10-9. Gomez da 9 metri trova Podda. Ancora Gomez. Stefanelli gira molto velocemente la palla a Pontigna. Manojlovic trova la rete del 13-10. Qui Eleonora Colloredo. Sì, trova il contatto con la spalla. Crosta per Manojlovic. Manojlovic è da sola. Manojlovic 15-11. L'invasione da parte di Sulejki Gomez. Ancora Padova. Difesa che deve rientrare al più presto. Siamo già dall'altra parte del campo e trova la rete. Intanto Sara Arubi subentrata nel secondo tempo. Trova Tanic che non aggancia il pallone. Possesso Pontigna. Piantini lancia subito per Colloredo. Colloredo! Manojlovic. Crosta. Manojlovic. Si accentra. Trova Gomez. Gomez! Infila la palla dove Egnaruma non può arrivare. Tanic. Palleggia con calma, si accentra, trova Borrini, a sua volta trova Okorie. Okorie firma la 16ª rete di questa partita. Riparte subito il Pontigna con Crosta, pallonetto di Crosta. Tenta una sorta di pallonetto improvvisato, ma palla che si stampa lentamente sul palo. Tanic, siamo già dall'altra parte del campo, se ne va dalla marcatura di Martina Grosso e trova la rete del 22-32, in questo caso delle direttrici di gara. Gioco che riprende Manojlovic. Gomez. Sulejki Gomez. Giardino ha intercettato la palla. Era uno schema questo tra Podda e Manojlovic. Siamo già dall'altra parte del campo con Meneghini che trova la 24ª rete del Cellini Padova. Ultimi 2 secondi, ultimo secondo. Finisce qui con la vittoria della Rattiva HC Pontigna sul Cellini Padova.